Abbiamo oggi invitato tutti i sindaci della provincia di Treviso, come Coldiretti Treviso, perché ritenevamo giusto uno scambio, un confronto, un dibattito per capire quali potrebbero essere le collaborazioni che devono nascere fra un'associazione agricola come la nostra e le amministrazioni locali. Ritengo che ci siano tante problematiche che i comuni devono affrontare nel settore primario ed è giusto che noi facciamo la nostra parte, facciamo anche da consulenti o aiutare appunto le amministrazioni per risolvere i problemi nel nostro settore. Lo faremo in maniera molto corretta, discreta e professionale, come è giusto che sia, ma credo che sia utile anche per gli amministratori capire quali siano le dinamiche e i problemi veri che l'agricoltore deve affrontare e chi meglio di chi vive nel territorio sa dare quei consigli costruttivi per risolvere i problemi che sono comunque spesso affrontati in maniera magari non professionale. Con l'aiuto di chi invece vive tutti i giorni nell'ambito agricolo credo che si possa costruire qualcosa di interessante e di utile anche per la comunità. Una giornata molto importante all'insegna della collaborazione con le amministrazioni locali. Rappresenteremo quelle che sono secondo noi le tematiche che sono comuni per cercare, diciamo così, la risoluzione di problemi del mondo agricolo ma anche del mondo della società civile, soprattutto rispetto ad alcune tematiche come la lotta alla carne sintetica che in qualche maniera hanno visto già un blocco uniforme delle nostre amministrazioni per dire no a questo tipo di attività.